Buongiorno a tutti ragazzi, anche oggi ho visto dall'INGV, dall'SMC, quello lì americano, il modello italiano, che comunque le scosse di terremoto stanno ancora continuando, anche se ripeto di bassa magnitudo, ma comunque sono frequenti, quindi ci sta uno sciame sismico anche in atto, quindi non è che ci sono dei forti terremoti, però sta continuando ancora questa ondata di scosse piccole, micro scosse, se le vogliamo chiamare così. Certo, gli esperti lo chiamano sciame sismico. Quindi in effetti sempre ragazzi tra Pescosolito, Bassorano, quindi la zona è sempre la stessa. Ciao Massimo. Quindi in effetti ragazzi vi faccio un esempio, alle 11.57 Pescosolito, Frosinone. Ciao Domenico. Poi magnitudo 1,5 Balsorano alle 11.54. No, sono scosse che vanno da 0,8 a 1,8, 1,4, 1,2. Però sai che cos'è? Eccola qua ragazzi, ce n'è una di più. 2,4 stamattina alle 5.56. Massimo perlomeno è Sud Italia maltempo, quindi dalla Campania in giù maltempo, poi dalla Campania in su sarà stabile, nuvoloso, qualche pioggia, però il maltempo è concentrato al sud Italia, diciamo. Quindi ragazzi, proprio adesso è arrivata una scossa in questo momento alle ore 13.43 a Belletri a Roma di magnitudo 2,4. Sì, sì, Anna Maria sta ancora. Io quello stavo leggendo perché ha detto che magnitudo alle 5.56 stamattina Bassorano Aquila 2,4. Voglio guardare per curiosità la profondità, vediamo un attimo. 10 km ragazzi, come vedete si aggira sempre dai 10 ai 15 km. Questo è più o meno, quindi poi continuiamo ragazzi, voglio vedere ancora più giù. Quindi basso Rano alle 4 stamattina 1,3. Poi ci sta Pesco Solito Frosinone 1,6 stanotte alle 2,40. Poi Basso Rano 1,4, Basso Rano 1,2, Basso Rano 1,4. Ragazzi, proprio c'è davvero una bella scia, diciamo. Allora, alle 20.07 ieri sera 2,3, sempre Basso Rano. Profondità voglio vedere per Sfizio 11 km, sì. Come potete vedere ragazzi, queste sono scosse che per la maggior parte non vengono percepite dalla popolazione, però quello che voglio dire io è che comunque la terra sta tremando ancora, quindi ciao Anna Maria. Quindi diciamo che in effetti la terra trema, poi va bene che non tutte queste scosse sono percettibili dall'uomo, non sono gli animali semmai la possono sentire maggiormente questa cosa, non l'uomo. Però se andiamo poi a vedere, ma non lo so, grazie, guarda, io secondo me è uno sciame sismico, quindi ti dico, secondo me tanto normale non è. Sì, sì, grazie. Sì, adesso ho guardato perché ho detto voglio andare a curiosare per Svezia e ci stanno un sacco di scosse, quindi non è che sono scosse. La più forte è di 2,4. Comunque, come ti devo dire, ogni ora, ogni 2 ore ci sta una scossa, ogni mezz'ora una scossa. Comunque continua la cosa, cioè non sta finendo, cioè non è terminata. Quindi, mo, non lo so, ragazzi, vi dico una bugia. Io faccio la notizia, non so se sia buono o se sia cattivo, però non credo sia una cosa buona perché c'è qualcosa di sotto che comunque si muove ancora, quindi diciamo che sta continuando. Ma non so se si fermerà oppure buongiorno, oppure diciamo si fermerà, questo non lo so, quindi per adesso sta continuando, poi speriamo che ma guarda Massimo, qua può accadere di tutto, anche perché l'INGV, ti ricordo ieri, l'altro ieri, aveva detto ragazzi, può succedere, come vi ricordate, nella notte può accadere un terremoto di magnitudo superiore a 4,4 di da quando è iniziato. Però ragazzi, io sono andato indietro col tempo e ho notato che prima della famosa scossa di 4,4, ragazzi,
già aveva iniziato questo sciame sismico in quella zona, poi è avvenuta la scossa forte, poi adesso sta continuando, quindi già, allora, esatta fame 1, 2, 4 giorni prima della scossa di 4.4 già ci stava questo sciame sismico. Sì, sì, è una nuova faglia, questo è stato già detto dall'INGV, quindi però hanno detto pure che è più profonda di quella lì che sta lì all'Aquila. Sì, sì, ciao Anna Maria, buona giornata pure a te. Alla prossima, ciao. Quindi, a finale, ragazzi, non sappiamo se farà una scossa più forte, se farà una di meno, oppure finirà, non lo sappiamo. Anche perché, ragazzi, come sapete, le eruzioni, i terremoti, queste cose qui, neanche il meteo in effetti non si può prevedere. Cioè, noi abbiamo detto ci sta maltempo su tutto il sud Italia, qui sta piovendo. E allora ci sta pure, poi può succedere pure che non piova, quindi non è attendibile al 1000 per 1000. Quindi però i terremoti e le eruzioni, faccio un esempio ragazzi, non possiamo prevedere, anche se faccio un esempio, il Vesuvio stamattina brontola un po', però neanche loro sanno se davvero erutterà oppure no, come facciamo a sapere? Non ci stanno metodi oppure qualche cosa per sapere per esattezza cosa accadrà. E lo stesso vale per i terremoti, non si possono prevedere. Beh, l'hanno detto, guarda, quello dell'INGV in effetti, non io sto solamente dicendo la mia come la vedo io, diciamo che no, non credo, guarda, il clima e l'aria, no, no, in effetti non credo che... Sì, ho fatto la ricerca, l'ho fatta in diretta, grazie, non è che l'ho fatta prima, no, perché poi ho detto, ma fammi andare a vedere prima della scossa di magnitudo 4.4 e in effetti poi ho notato che c'erano state già una sequenza di scosse, anche se di bassa entità, ma c'erano. E poi ha fatto quella di 4.4. Comunque, diciamo, dopo quella scossa, ragazzi, ancora la Terra tuttora alle ore che ore sono 14:17 sta tremando ancora, quindi anche se sono scosse, ripeto ragazzi, 1,4, 1,2, 1,8, 2,4, sempre a profondità ragazzi 10, 15 km. Questa è più o meno la... Guarda, come previsione, allora, i terremoti e le eruzioni non si possono prevedere, si può solamente prevedere uno tsunami. Allora, i paesi tipo Giappone hanno delle boe in alto mare. Automaticamente, quando c'è uno tsunami, perché c'è stata una scossa in mare, si attivano queste boe. Automaticamente scatta l'allarme tsunami e quindi tutta la popolazione sa che quel suono, quel fischio, quel rumore significa allerta tsunami, sta arrivando lo tsunami. Questo qua ci sta, però per quanto riguarda il terremoto e le eruzioni, no. Per il sisma e per il terremoto no, ragazzi, non esiste nulla al mondo che possa dire che non si possono prevedere, grazie. Non ci sta nessun strumento, nessuno al mondo. Non è un problema dell'Italia, non è un problema del Giappone, non è un problema americano, è un problema mondiale. Eruzioni e terremoti, ragazzi, non si possono prevedere. Uno può dire, stiamo dicendo da un sacco di tempo, il Vesuvio esploderà, i campi Flegrei distruggeranno l'Italia. Abbiamo detto un sacco di Yellowstone butterà gli Stati Uniti per terra. Cioè, lo stiamo dicendo, ma non sappiamo se sarà oggi, domani o fra 100 o tra 1000 anni. Sappiamo che dovrà succedere, però non sappiamo quando. Così vale per l'Etna, così vale per il Vesuvio, così vale per lo Stromboli e per tutti i vulcani del mondo, il Pinatubo, tutti i vulcani che volete voi, ragazzi. Ma guarda, ma no, Massimo, ti giuro, guarda, io ho controllato dappertutto. Guarda, io sto su YouTube dal 2007, ti dico la verità. Non ho mai trovato un articolo in cui mi si diceva che i terremoti possono essere previsti. Ti giuro, io qua sto dal 2007. Cioè non c'è nessun strumento che può rilevare solamente un obradismo, uno sciame sismico, però non ti può dire, vedi che mo fa il terremoto di
faccio esempio 5.0 a Caserta, oppure a Salerno, oppure a Roma. Cioè non esiste, ragazzi. Allora, se qualcuno di voi conosce questo strumento, oppure questo, mi indichi il sito sotto a qualche commento, così può darsi pure che è una cosa, ma io ragazzi a 1000 per 1000 metto la mano sul fuoco, non esiste né per le eruzioni né per il terremoto. Anche il clima, ragazzi, è cambiato. In effetti, a volte diamo un meteo e poi ne succede un altro, perché anche il meteo sta diventando imprevedibile. Quindi è capace che diciamo che a Caserta domani piove e poi esce il sole. Ma allora, secondo voi, no, da un punto di vista vostro, no? Se domani i sismologi sapevano che a Caserta faceva un terremoto, io penso che a Caserta dicevo, guardate ragazzi, domani andate via perché arriva il terremoto. Quindi non facendo questo è segno che loro non hanno la possibilità di prevederlo prima. Quindi non esiste uno strumento, ragazzi. Allora, se voi siete convintissimi, io non metto in dubbio mai nessuno. I segnali non bastano, perché i segnali pure adesso, vedi? Allora, Bassorano 1,5, Bassorano 1,2, questi qua sono segnali, forse che arriva un terremoto, ma forse no. Quindi non mi puoi dire che solo perché io adesso vedo questo sciame sismico, come vedi, io ho detto continua lo sciame sismico, non ho detto arriverà il terremoto, perché è un'altra cosa questa. Cioè io ho detto ragazzi, non lo so se arriva un'altra scossa più forte o se la smette, perché pur facendo questo, io leggendo tutti questi terremoti che sono di bassa magnitudo, non posso dire ragazzi, attenzione, muovere il terremoto. No, non lo farebbe neanche l'esperto dell'INGV. L'esperto dell'INGV ha detto massima attenzione, ci potrà essere forse, ma forse un terremoto dove sarà più forte della scossa di 4.4. Cioè l'INGV ha fatto solo un punto esclamativo, ha detto aspettate, può capitare che arrivi una scossa più forte. Non ha detto, ha detto ragazzi fate massima attenzione per la nottata perché può darsi che ci sia un terremoto più forte. Però non ha detto ragazzi attenzione stanotte arriva il terremoto. Cioè lui ha fatto solamente un dubbio, ha messo in, non in allerta, ha messo ragazzi cercate di dormire con un occhio. Ma grazie, se si potevano prevedere li facevano evacuare tutti quanti subito. Tu hai visto in Abruzzo quante persone sono morte l'ultima volta che ha fatto il terremoto lì? Secondo te se ci stava uno strumento, cioè avvocate, non dicevano alla popolazione andate via da lì? Cioè non esistono strumenti per i terremoti e le eruzioni. Cioè possono solamente dire ci sta in corso un'attività vulcanica, ci sta in corso un'attività, un bradismo, uno sciame sismico, però non possono mai dire, nessuno mai potrà dire domani terremoto a Caserta di 3.1. Quindi faccio l'esempio, oppure domani a Salerno terremoto di 4,3. Quindi, anzi, io ho fatto parecchi video, se vi ricordate, su quella persona americana che lui dice che prevede i terremoti, ma poi in effetti non li prevede, quindi non li ha mai previsti. Lui ha sempre detto in effetti in generale ci sarà un forte terremoto nel mondo. Poi semmai dopo 6-7 giorni sì, arriva un terremoto forte, dice ah, visto, avevo indovinato. Ma i terremoti capitano tutti i giorni, quindi è inutile. Pure io adesso posso dire ragazzi, fra 5-6 giorni ci sarà una grande scossa. Allora io fra 5-6 giorni vado a vedere e poi troviamo la grande scossa. Dice, oh, Giuseppe Melchiorre ha indovinato la scossa. Pietro Massei, eh sì, Pietro, non c'è problema, vediamo, non lo so. Quindi io credo che nessuno al mondo può fare questo, ragazzi. Perlomeno pure questo qua che definisce che lui può prevedere i terremoti, ma sa come fa? Non ti dice il posto, non ti dice nulla, ti dice solo che la Luna sta in congiunzione con Venere, allora ci sarà una grande scossa. Però non ti dice né dove né quando. Poi quando in 6-7 giorni capita la scossa, perché in 7 giorni ragazzi capita sempre, qui in Oceano Pacifico, alle isole Figi, capita sempre, e tutti quanti a dire, oh, quella è indovinata. No, ragazzi, lì pure io, allora faccio come quella, ciao Elena, faccio come quello, dico ragazzi, fra 6-7 giorni ci sarà un terremoto forte.
Poi fra 7 giorni andiamo a controllare sull'INGV e l'USMC e troviamo una scossa di 6,8 e tutti quanti a dire, oh, Giuseppe aveva ragione. Ma di che avevo ragione, ragazzi? No, non ne scherziamo proprio, ragazzi. Cioè, pure io adesso dico, fra 7 giorni, massimo 7 giorni, ci sarà un grande terremoto. Però non dico dove, dico solo così. Ma fra 7 giorni, ragazzi, è matematica. Sì, sì, perché in effetti, allora, te lo dico ora, allora, facciamo così. Allora, ragazzi, oggi che giorno è? Oggi, proprio voglio fare una scommessa proprio, perché dopo mi dovete dare ragione. Oggi è 9 novembre. Allora, io dico che per la settimana prossima ci sarà un grande terremoto. Non so dove, ma ci sarà. Allora facciamo 9 e 7, 16, quindi entro il 16 ci sarà un terremoto. Facciamo così, voglio dare. Poi andiamo a controllare il giorno 16 e io ti farò vedere che c'è stata una scossa forte. E tu dirai, Giuseppe prevedi terremoti. Però io il giorno 16 ti farò vedere, perché adesso non è una sfida, diciamo, no, non la voglio intendere così. Ti faccio vedere che ho avuto ragione, quindi al finale ti dirò, allora dopo che dici Giuseppe, sì grazie, dopo che dicono Giuseppe fai il sismologo. Allora ragazzi, per il giorno 16 ci deve stare un terremoto in qualsiasi parte del mondo. Andremo a vedere, poi vi farò vedere e vi dirò ragazzi, vi ricordate in quella. E voi mi direte, Giuseppe, c'è stato. Quindi a partire da adesso, sì, sì, ma io te lo faccio dire, te lo faccio vedere dall'INCV, no da me, eh. Quindi io ti dico la pagina dove devi andare e tu la vai a vedere, non è che te lo dico io, eh. Partiamo da questo. No, no, io sto dicendo Livia, semplicemente che, diciamo, succede così. Perché quel famoso personaggio che è americano, che prevede i terremoti, dice così, la congiunzione tra quando ha fatto la luna rossa e la luna nera, ci sarà un grande terremoto, poi avviene e diciamo che sarà così, ragazzi, quindi diciamo che per il giorno 16 ci sarà questo. Ciao Alessandro. Poi andremo a vedere che direte, Giuseppe fa il sismologo? Sì, Massimo, ho capito, però io ti dico così, no? Che entro il 16 ci sarà un forte terremoto. Poi io prima giorno 16 vado sull'INGV, trovo tutti i terremoti e ti faccio vedere che io ho avuto ragione. Però non perché io sono uno che, bravo, lo dice Alessandro, che fa le previsioni, è perché succede, ragazzi. Cioè Giuseppe Melchiorre non prevede nulla. Allora, vedremo. Allora, il giorno 16 ragazzi pure viene, quindi aspettiamo il giorno 16. Quindi io giorno per giorno controllerò i terremoti in tutto il mondo. Poi quando sarà che ho trovato quello lì forte, faccio il video e dico Giuseppe Melchiorre indovina i terremoti. Quindi farò il video proprio così perché così capirete a che video dovete andare a guardare. Quindi ricordatevi che cosa vi ho detto oggi per quando poi farò diciamo il video. Quindi è una scommessa, poi Sfizio la faccio perché so che in 7 giorni ragazzi capita, succede come ha detto Alessandro, quindi è statisticamente sicuro al 1000 per 1000, quello lì così fa. Esce, sì, resta così, quello. Ah, ecco qui, mi sono ricordato il nome, David Mead. Vi ricordate il famoso. Sì, grazie, lo sto spiegando, ma loro dicono, dicono così. David Med, ragazzi, lui aveva previsto, fa le previsioni come dico io, così, come dice la testa a lui. Dice ci sarà grande scossa nel mondo. Poi in 7 giorni succede a tutti quanti da questo, bravo, bravo. Fammi vedere David Meade, eccolo qui. Allora, questo qua è un, sì, sì, è un teorico della cospirazione, quindi in effetti lui fa teorie, quindi prevede i terremoti, come dice lui, quindi fa libri, queste cose qua per vendere, perciò al finale lo fa.
Allora, David Med, terremoti, voglio proprio vedere che dicono qua. Lo faccio proprio in diretta, proprio per farvi capire. Eccolo qua, allora David, ti faccio un esempio, il 15 di ottobre inizierà la fine del mondo, uragani e tsunami, dice. Poi ha incominciato con Nibiru. Diciamo questo, 3 settimane, la colpa... eh, teoria sul pianeta X, agosto sarà l'ultimo mese di vita per gli esseri umani. Cioè ragazzi, dai. Poi tsunami e terremoti in arrivo il 23 settembre. La premonizione di David Mead. Ragazzi, questa è pura fantascienza. Quindi queste qua sono tutte fake news, ragazzi, non ci fissiamo. Sì, sì, questo è un visionario, questo chissà che cosa vede, non lo so, però in effetti non ho mai previsto nulla perché non ha detto mai dove, quando. Ciao. Ma no, non prevede disgrazie, lui dice ci sarà un forte terremoto e poi giustamente in 7-8 giorni capita ragazzi, perché ho detto capita, non è che è una cosa normale, in 7 giorni lo farà 1000 per 1000, ma non è catastrofista Livia, Livia in 7 giorni capita un... Sì, sì, non so quante volte l'hanno detto che dobbiamo finire, ma già i Maya, vi ricordate? Il 2012 me lo ricordo ancora, ragazzi, che io ero più giovane. Il 2012 i Maya l'hanno predetto che ci sarà la fine del mondo e anche i Maya si sbagliavano, quindi il 2012 poi non è successo nulla, stiamo ancora qua. Poi hanno detto che avevano sbagliato la data. Poi hanno detto, allora faccio un esempio banale, no? Pure i testimoni di Geova hanno dato un sacco di volte, diciamo, sì, sì, Diego, ancora ci sono scosse di bassa intensità, ma ci sono ancora. Anche i testimoni di Geova hanno previsto un sacco di volte l'arrivo di Gesù sulla terra, ma non è arrivato. Quindi, in effetti, anche loro hanno fatto tante previsioni da quando hanno fondato questa, diciamo, cosa di religione, perché io la chiamerei quasi setta, in effetti, dal suo fondatore, però non mi permetto perché non voglio giudicare nessuno come ho fatto, perché loro credono che Dio si chiama Jehovah, e diciamo io non sono convinto che sia così, però questo è un altro argomento che abbiamo sempre diciamo combattuto. Sì, io dico che è una setta per il semplice motivo che fanno delle cose sbagliate, anche se qualche cosa di vero la dicono. Quindi diciamo è meglio il Titanic quello nuovo. No, non sta accorta, le sta o Titanic è sempre un Titanic, quindi è pericoloso. Non mi fiderei. Poi fa attenzione che non è quello che porta la nave. Quindi già il nome Titanic non mi piace, quindi è di mal augurio, come dico io. Comunque, perciò vi dico ragazzi, in 7 giorni capita. Ti ricordi, grazie, poverino, proprio l'abbiamo quasi distrutto. Guarda, c'è stato proprio tutta la giornata a dire zia, zia, ma succede la fine del mondo, zia, e lei a dire no. Non ne pensato, ho detto non leggere queste cose su YouTube, perché pure quello non vede i miei video in effetti, va a vedere, mi chiama, oh sì, ma stavo nella fine del mondo. Guarda, adesso ci stanno, diciamo, sì, sì, no, quello legge gli articoli di queste, diciamo, fake news e si mette a dire, "Oh sì, ma è possibile che sta avvenendo la fine del mondo? Allora dove andiamo? E dico, ma non andiamo a nessuna parte, stiamo a casa, facci... E ci credeva, grazie, la mamma ha detto, ma vuoi finire? Avevo perso questa fissazione che era vera, ho detto, ma non è vero, guarda, non devi pensare, ho detto, quelli lo fanno apposta, ho detto per le visualizzazioni. Sì, sì, ma guarda, a finale in effetti lui c'ha sempre, diciamo, ma guarda, allora,
sinceramente credo che i terremoti e le eruzioni, ragazzi, non si possono prevedere. Quindi chiunque ha detto una cosa così, la- vi ha detto una bugia, secondo me. Possono, non possono, ragazzi, io ripeto, perlomeno vi ripeto, sto qua dal 2007, ho letto veramente di tutto, ragazzi. Certi argomenti li so davvero a memoria, non c'ho più bisogno neanche di leggerli perché direi delle cose già dette, quindi perlomeno solo lo tsunami hanno fatto in Giappone delle boe che quando parte lo tsunami avvisa la popolazione, quindi tutti scappano dentro, diciamo internamente. Solo quello hanno fatto per il fatto del terremoto, però perché ci sono delle boe che trasmettono i dati che sta arrivando uno tsunami e la gente scappa giustamente, vedete quando capita in Giappone, scappa subito dentro. Ma solo così, ma poi che il terremoto o l'eruzione non si può fare, ragazzi, quindi vi direi una bugia, è cosa che io non faccio. Quindi stavamo parlando dei testimoni di Geova che pure loro hanno dato un sacco di volte che Gesù sarebbe sceso sulla terra, Dio sarebbe arrivato. Ogni volta hanno predetto, diciamo, che questa fine del mondo pure loro. Ma guarda, ma allora è da stupidi fare una cosa così, quindi non credo che la gente, purtroppo ragazzi, gente fa tanti gesti estremi anche per cose molto banali. Ad esempio, ultimamente si sentiva, ultimamente Equitalia, quelli che avevano cartelle esattoriali per Equitalia, sappiamo tutti che abbiamo visto su Italia 1, Canale 5 si sono tolti la vita perché dovevano pagare a Equitalia 10.000 euro, 20.000 euro. Quindi io credo che non vale la pena pensare a Equitalia, cioè è ridicolo fare un gesto così, però purtroppo non siamo tutti uguali, ci sono persone che sono più fragili. Sì, siete marsini, ma senza arrivare. Sì, a noi sì, sì, in effetti a noi sì, perché in Italia non ci sono sensori. Equitalia è un, diciamo, quando hai dei debiti, no? È un sistema che ti, diciamo, ti pignora tutto quello che hai, capisci? E allora molte persone, vedendosi davanti a questa cosa, capisci, si sono tolte la vita, ad esempio, perché chi doveva dare 20.000, chi 30.000 euro, hanno fatto questo gesto, diciamo, sconsiderato, diciamo. Però questo è, sono in effetti delle tasse che devono essere recuperate, che qualcuno non ha pagato. E che fai? Adesso tu pensi a loro? In effetti loro cercano di che cosa c'hai? Diciamo, appunto, adesso quindi quello che dico pure io, invece ci sta gente che è più debole, ragazzi, non ce la fa, sono gente forse che hanno un carattere molto diverso dalle persone che... Allora, Ale, io posso vedere, il problema è che io non so quale è delle due, capisci? Questo è il problema, che io non posso capire. Eccola qua, forse l'ho presa, ragazzi. Allora, io ho preso quella lì grigia, ragazzi, ho bloccato, ma non so se ho fatto bene, ragazzi, perché vi dico una bugia. Io ho bloccata quella, diciamo, che com'era, grigia era. Io è rimasta quella là, l'icona nera, ma non so qual è. E quella nera, avvocate? Ok, ciao. Ma guarda un po' che si deve fare, guarda ragazzi, è proprio un casino sempre, qua.
Vabbè, io ho bloccato a tutte e due. Avvocate, qual era quella lì buona? Era quella grigia o quella lì col gatto nero scuro? Io ho fatto tutte e due, mo, quindi mi dispiace per la vera. E in effetti sempre la signora che disturba il canale. E sono uscite due con lo stesso nome, non sapevo quale era la reale e quale la vera, quindi mi dispiace per quella lì che ho bloccato. Quindi, allora, qual era la vera? La grigia? Davvero, guardate, la vera è quella grigia, quindi vabbè, ho bloccato adesso la nera, quindi vado dopo la ripristino, ragazzi, quindi mi scusate, ma vedete che casini che succedono sempre sul canale? Cioè, quella si ripresenta sempre con i nomi uguali ai vostri, quindi è inutile proprio. Vabbè, l'importante è che l'abbiamo fermata. Adesso vado a riabilitare la grigia dopo, quindi dopo vado sulla grigia e la riabilito, quindi ma vedete un po' uno che deve fare. Però l'importante è che abbiamo bloccato, mo la vado a ripristinare un attimo. Vabbè, ragazzi, no, non sei la vera. Sai perché? Perché io l'ho bloccata la vera. Quindi ragazzi, ha cambiato ancora, sì, l'ho bloccata pure adesso. Ho bloccato, ha fatto due account uguali, ragazzi. E l'ho bloccata già, avvocate, sì, sì, già l'ho bloccata. In effetti è entrata con due account dello stesso nome e quindi una con la A, un'altra era grigia e un'altra era nera. Quindi era la nera e quella con la A grigia, la, diciamo la falsa. Quindi devo ripristinare quella lì grigia normale. Ma vedi un po' che casino davvero, non si sa davvero. Proprio se li secondo me questa se li prepara gli account, proprio c'è una fila proprio. Ciao Jasmine, ti sei perso un po' di stretching qua stiamo facendo, col dito a bloccare. Cioè aveva due account già pronti per entrare, pensa un po'. La signora di solito quella che ci viene a trovare. No, no, Elena no, non l'ho bloccata. No, non ci sono proprio andato, io sono andato su quella che aveva scritto Ale, però dopo controllo perché qua è capace pure, però no, non credo, forse Elena ha visto che è entrata quella e è andata via, però su Elena non sono andato, quindi buon pranzo pure a te, sì sì ragazzi, no, lei stava proprio con me, no, in effetti voglio dire io. Non si scoccia di essere sempre bloccata, 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 non lo so. Però entra 100 volte e 100 volte la banno, quindi. Però giustamente mi dà fastidio che entra sempre con i nomi delle persone. Ah, fra poco entrerà pure col mio nome, sono convinto. Sono convinto che entrerà pure con il mio nome, quindi vabbè, la beccherò subito così almeno. Vabbè ragazzi, vi auguro buon appetito a tutti. Sì, sì, è capace, guarda, io sono convinto. E ci sentiamo più tardi. Quindi, ragazzi, la scommessa è valida, ricordate, quindi fino a 16. Guarda, ma non serve cambiare password. Il problema è che lei copia la foto e fa un account con quella foto lì, capisci? Quindi lei fa.
lo screenshot della foto e poi la mette sull'account falso che fa. Quindi non è un problema di... non è che quella vi ruba la password, ragazzi. Lei fa diciamo un'email, si va a iscrivere su YouTube e mette quella faccina vostra su quell'email. Quindi la signora farà secondo me 2-3 mila email. Io mi meraviglio perché non bloccano l'IP, guardate. Questa è la cosa che YouTube dovrebbe fare veramente, cioè bloccare l'IP, perché bloccando l'IP qualsiasi persona sarà costretta poi a cambiare cellulare e intanto non ci sta nessun modo per bloccarlo, ragazzi. Quindi YouTube permette, purtroppo, giustamente, che ne sa lui, non può gestire tutto pure questo. Dovrebbero bloccare l'IP. Quando l'IP, diciamo, ogni cellulare, ragazzi, ogni computer ha un IP statico, quindi ogni computer ha lo stesso indirizzo IP. Quindi se quell'indirizzo IP risulta essere uno di quelli che dà fastidio, deve essere bloccato l'IP. Quindi non può creare, non può connettersi più su YouTube. Questa sarebbe la miglior cosa che YouTube potesse fare, però purtroppo non lo fa. Dovrebbero vigilare un po' di più, questo sì, però sai che cos'è il problema? Che tu la segnali e poi quella entra con un nuovo account, quindi YouTube ha bloccato a quella signora lì, però quella già ne ha fatto un altro, quindi non serve bloccare il nome, ma bensì l'IP. Ciao Alessandro, ciao, ci sentiamo più tardi, ciao. Quindi è questo quello che andrebbe fatto. Sì, 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 a breve finisce Jasmine. A breve ci sarà una bella sorpresa, ragazzi, per tutti, quindi ve lo anticipo proprio, diciamo, con una settimana di anticipo, poi ci vedremo molto bene, quindi poi vi dirò dove guardare e dove. Ciao Lupus. Quindi diciamo che diventeremo famosi un po' tutti, diciamo, quindi vi dico solo questa cosa qui, ma penso che molti di voi già hanno capito a chi mi sono rivolto purtroppo, quindi per cercare di finire questa situazione mi sono rivolto a persone che stanno nella TV che contano, diciamo, quindi che hanno accolto la mia domanda e che verranno presto. Sono già venuti, però poi dobbiamo fare la diretta, come diciamo noi. Però questa è una sorpresa, quindi quando sarà lo saprete tutti, quindi già sono venuti, quindi già stanno in opera, quindi aspettiamo solo quando sarà il famoso giorno, anche se lo dico già oggi e domani uscirà un altro articolo, quindi sul giornale, poi lo metterò, quindi purtroppo mi trovo costretto a fare così. Sì, sì, Lupus, puoi venire, ti dirò il giorno che è e vieni senza problemi, quindi ci sarà molta gente famosa, fidati. È un programma che vedete sempre tutti quanti, quindi avete già capito di chi parliamo, però è meglio non dire il nome, però posso dire che lo guarda tutta Italia, quindi non è un programma così. Purtroppo ho esposto i miei problemi, ho detto non riesco a fare giustizia perché ci ho provato con la legge e tutto, però non mi pensano. E che cosa devo fare? Non posso andare ogni giorno a fare denunce, 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 denunce. Ne ho fatte fin troppo. E allora ho deciso di cambiare via. Sì, sì, Lupus, figurati, no, no, io dico, mi sono rivolto a gente che hanno l'opinione pubblica a loro favore, quindi sono molto visti in tutta Italia e quindi che ne so, un articolo loro può influenzare in modo, diciamo, pesantemente, diciamo, la giustizia, per dire, perché quelli andranno lì a dire perché dopo un anno e mezzo la situazione sta ancora così. Che cos'è che non va? Quindi poi vedremo che cosa diranno qua. Ciao Jasmine, quindi dopo che faranno questa domanda, chi è di dovere dovrà rispondere perché dopo un anno e mezzo la situazione è ancora così. Poi vedremo che cosa dirà la legge qua, davanti alle telecamere di tutta Italia, ragazzi, quindi
non è una cosa locale, quindi non è la Campania, qua si parla di tutta l'Italia. Quindi vediamo poi la risposta che daranno, visto che ogni giorno... No, eccola qui, è arrivata. Ma no, ragazzi, non commentatela, lasciate questo commento qui perché io l'ho registrata col cellulare che ce l'avevo giù in mano, anche perché sapevo che sarebbe arrivata, quindi adesso cancellerà. Sì, sì, sto già registrando, ragazzi, quindi sì, sì, già l'ho visto, non ti preoccupare. Quindi sapevo che sarebbe arrivata anche perché era fattibile pure che veniva. Quindi, cara Ludovica, tutto bene? Io spero di sì. Una nuova iscritta? Ragazzi, vedi come va bene? Sì, sì, bene, bene. Come va? Tutto bene? Si vede che non si pratica con le mani a scrivere veloce? Oh, di certo c'è proprio, proprio simpatia. Ludovica ti chiami mo, bravo. C'è proprio fantasia. Vabbè, dai, ci vediamo in TV poi. Oh, sei diventata famosa comunque, te lo dico proprio in diretta direttamente. Ah, già, dimenticavo. Sì, sì. Ah, tu che laurea hai? Laureata in horror. Dei messaggi chiamanti, secondo me, fai film da horror. Che fai? Film da paura? Che sei specializzata tu? Oh, c'ho paura, mamma mia. Può darsi, vedi che può darsi che fino a stanotte tu ancora non stia in giro più. Te l'ho detto che il servizio andava oggi, quindi può darsi che già si attivano. Pensate una cosa, ragazzi, vi giuro, è da oltre un anno e mezzo che la signora dice di venire qui, però purtroppo io puntualmente questa signora non la mai vedo. Sarà un fantasma, non lo so, l'ultima volta ha detto che ha attraversato i muri, quindi non so chi supereroe ha questo potere, ragazzi. Io non ne capisco tanto di supereroi. Uno che vede attraverso i muri, che supereroe è? L'uomo invisibile, per forza. Sarà l'uomo invisibile, non lo so. Addirittura ha detto, ragazzi, ve lo dico in diretta, che noi, la signora qui presente, l'abbiamo stalkerizzata, ha detto. Cioè noi a lei, avete capito, ragazzi? Guarda, io non ho sta convinzione perché tu attacchi questa persona. Proprio non ho proprio il gusto di capire il tuo sta fissazione contro questa. Cioè vorrei capire perché. Cioè c'ha proprio una fissazione con questa... Perché poi ripeto, io questa ala SND come la chiama lei, io neanche la so, quindi perché questa fissazione forse la conoscerà, non lo so. Ma ancora che scrive, vai, vai, poi quando usciremo sulle reti nazionali facciamo due risate. Quindi ragazzi, vi dico che la signora qui presente ha detto che denuncerà tutti quanti noi perché dice che noi l'abbiamo stalkerizzata. Sentite qua, questa è una cosa proprio ridicola, anche perché io ho tutti gli screenshot della signora. La signora ha, diciamo, fatto delle accuse a tutti quanti voi. Quindi automaticamente voi l'avete risposta, quindi vi siete difese.
Quindi dire che noi, anzi voi, dice, l'avete stalkerizzata a lei è una cosa assolutamente assurda. Ma il giudice lo sa, quindi nessun problema per nessuno di voi, quindi anche il giudice l'ha detto, quindi non vi preoccupate nessuno di voi, perché il giudice ha visto che è lei che ha incominciato, diciamo, la situazione. Quindi semplicemente vi siete difesa da questa che giustamente vi, proprio come me, vedete cosa mi scrive, l'ha fatto con voi e voi automaticamente vi siete difeso. Quindi diciamo che la signora può continuare perché io sto registrando, cosa che invierò subito al SEC, questa sarebbe un'email certificata della polizia, quindi manderò anche questo video perché adesso la signora, no, no, adesso la signora cancellerà i suoi, diciamo, messaggi, questi horror come li chiamo io. Ma sì, ma guarda, allora ti ho detto così, già li conosce il giudice. Ma come te lo devo scrivere in arabo? Il problema è che tu hai minacciato a tutti. Hai fatto la promessa a quello facevi quello, a quello così, a quello. Che aspettavi che ti facevano un applauso qua sul canale? Dimmi. Volevi un applauso per quello come hai trattato? Che aspettavi che la gente di qua diceva grazie? Ti dicevano grazie che vuoi massacrarmi, grazie che vuoi farmi questo, ti dicevano così. Ma io non lo so, boh, è pazzesco, il giudice si è messo a ridere. Però, sei così convinta così. Tu, Jasmine, 60 anni, che ne avrebbe pure 65, qual è il tuo problema? Cioè, perché qua andiamo a età, mo? Beh, età tu. Ah, dimenticavo, ragazzi, quella c'ha 20 anni la signora, eh. 1969, c'ha 20 anni, mi dimenticavo, la fanciulla sta qua. Mo so già che cosa vi dirà. Dirà, io sono più giovane di te. Jasmine c'ha 60 anni, qual è il problema? Dimmi. Che lei c'ha 50 anni, qual è il tuo problema? Che ne avesse 65? Elena pure è più grande, Elena c'è 65-66, qual è il problema? E beata a te, a noi non ci interessa tu quanti ne dimostri, quindi sono fatti tuoi. Tu puoi stare anche 30 anni, che a me non importa proprio, quindi non importa né a me e né a nessuno. Cioè, personalmente a noi che dimostrassi pure 20 anni, a noi non importa, quindi non vedo perché dobbiamo... Io ho 43, posso dimostrarne pure 50, a me non importa. Tu ce n'hai 50, ne dimostri 35, è buon per te e nessuno dice nulla. Sei fortunato, che ti dobbiamo dire? Io semmai 43 anni dimostro di più perché semmai ho lavorato, ho fatto, allora forse giustamente ne dimostro di più. Ma a me non importa. Ma tu puoi somigliare a chi vuoi tu, non mi interessa a me. Cioè, nessuno ti sta giudicando, nessuno ti sta dicendo buon per te, quindi se è buono per te, è buono. Vabbè ragazzi, dai, chiudiamo questa diretta perché c'è gente che non mi piace, quindi chiudo la diretta, ragazzi. Anche perché non voglio avere a che fare con certa gente, quindi preferisco chiudere questa diretta che non mi piace tanto, quindi ciao a tutti.
Ecco qua ragazzi, l'ho tolta, l'ho eliminata, quindi adesso possiamo parlare. Quindi è andata via anche Ludovica, quindi l'abbiamo eliminata subito. Avete visto la signora come scrive? Scrive cose assurde, cioè Jasmine ha 60 anni e dico che ne avesse pure 65, che fa? Proprio scrive cose veramente assurde, cioè è ridicolo quasi. Cioè, che mi dice Jasmine c'ha 60 anni, che fa? Vabbè, Luvus, a me mi serviva per registrarla perché io, guarda, c'avevo il cellulare in mano che la stavo registrando, quindi perciò l'ho fatto. Quindi se no la bloccavo subito. Quindi mi serviva solo registrare perché adesso sai che ha fatto? Ha cancellato subito il nome suo perché dopo i messaggi non vengono visti, capì? E io invece l'ho registrato col mio cellulare, così dopo si vedranno, capì? Perché quella sai che fa? Prima incomincia a scrivere e poi cancelli i messaggi. Quindi quando vado a cercare i messaggi non li trovo più io. Che quella è furba, prima li mette e poi quando chiudo, sto per chiudere la diretta, lei già ha tolto i suoi commenti, capisci? Diciamo che è molto furba. Quindi vedete c'è proprio una fissazione, questa si chiama Anna Occas, ma si chiama Anna Occas. Questa è una novità pure per me ragazzi, fino adesso non me l'aveva detto, quindi è Anna Occas lei adesso, madonna mia, non ce la faccio proprio più ragazzi. Viene da ridere perché è ridicolo quasi, cioè che voglio dire io, vabbè avvocate, questa, sempre questo ha offeso tutti quanti voi così come ha offeso lei, come ha offeso tutto. Però, oh, eccola qua, ragazzi. Adesso ha fatto un altro account, quindi oh, è stata bloccata pure questo. Ma sì, sì, non è un problema questo, quindi non è proprio un problema, ragazzi. L'ho bloccata di nuovo, ragazzi, sì, sì. Vabbè ragazzi, vi auguro buon proseguimento, ci siamo fatti due risate, diciamo così. Quindi la signora secondo me ci avrà 50 cellulari tutti collegati. Secondo me c'era una barca di cellulari con tutti gli account intorno. Ma cose di pazzi. Vabbè ragazzi, vi auguro buona continuazione e ci sentiamo dopo, dai.